Buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Sabato 9 aprile sono le 12 in punto e noi puntuali siamo qui con Focus TG in diretta fino alle 13 per tenervi aggiornati su tutto quello che è successo e sta succedendo in Veneto, quindi tanta cronaca, tanta attualità, ma avremo anche dei gustosi approfondimenti perché insomma entreremo in un laboratorio di pasticceria per capire insomma che cosa va di più in questa Pasqua, insomma la colomba o l'uovo, e cercare anche di capire i segreti dei maestri pasticceri. Poi tanta arte, cultura, notizie dal territorio, però come di consueto apriamo la nostra striscia quotidiana dedicata all'informazione con la cronaca e purtroppo si tratta ancora una volta di cronaca nera perché ancora sangue sulle strade della Marca, 2 incidenti in poche ore nella notte a Silea e Paderno del Grappa. Nello schianto, quello diciamo più grave, un 39enne ha perso la vita. La curva da affrontare e poi improvviso lo schianto. Il tragico bilancio di vittime della strada nella Marca si aggiorna purtroppo con la morte di un 39enne di Roncade, Silvio Bernardi. Il dramma poco prima delle 23 di ieri a Cendon di Silea. L'uomo, alla guida di un Audi, stava percorrendo via Sant'Elena quando per cause in fase di accertamento ha perso il controllo della vettura, finendo fuori strada e schiantandosi contro un ponticello in cemento. Impatto tremendo, il boato che sveglia i residenti e l'allarme che scatta verso i soccorsi. Ma per il 39enne non c'era più nulla da fare. I vigili del fuoco hanno estratto Bernardi dall'abitacolo accartocciato, ma era già spirato. La strada è rimasta chiusa al traffico per ore per consentire alla polizia stradale di effettuare i rilievi. Non l'unico sinistro della notte nella Marca. Poco dopo, infatti, a Paderno del Grappa, uno scontro frontale tra 2 auto ha visto 3 ragazze di 24 e 25 anni ferite e trasportate all'ospedale. Fortunatamente in questo caso le condizioni non sono gravi. E torniamo a parlare di un'altra notizia che ha scioccato il trevigiano. Tragedia a Follina dove il custode di un campo da calcio, un volontario di 63 anni, è stato stroncato da un malore. Il dramma, pensate, è avvenuto davanti agli occhi dei bambini, dei giocatori più giovani. Vediamo. Stava parlando e è proprio caduto in avanti, è sbattuto la testa e questo amico ha cominciato subito a fargli il pompaggio. È arrivato anche il nostro medico di condotta da Follina e poi è arrivata l'automedica e hanno tentato di tutto ma non ce l'hanno fatta. Si trovava sul campo da calcio di cui era custode davanti ai suoi amati ragazzi Giancarlo Lovisotto quando un malore lo ha stroncato. È stato un pomeriggio drammatico al campo sportivo di via Paoletti a Follina dove si stava allenando la squadra juniores della SD follinese. Il pensionato era un appassionato di calcio molto conosciuto in paese, una persona amabile e socievole, racconta il sindaco Collet che lo conosceva molto bene e che ha assistito alle operazioni di soccorso e rianimazione che purtroppo si sono rivelate inutili. Lo vedevo e bevevamo il caffè tutte le mattine perché lui alle 8:30 era sempre lì in campo sportivo perché era il custode del campo e con una grande passione di dedicarsi ai giovani. Oltre all'elisoccorso del SUEM, sul posto anche i carabinieri, lo stesso primo cittadino ha riaccompagnato a casa la moglie Luisella, dipendente nella vicina casa di riposo. Il calcio era la sua passione e una grande perdita per l'intera comunità, il cordoglio del sindaco. Come vi dicevo nella prima parte del nostro Focus TG, tanto spazio alla cronaca, restiamo nel trevigiano perché è stata sfiorata, fortunatamente sfiorata, la tragedia a Vittorio Veneto dove una anziana, 83enne, mentre era in casa, è rimasta gravemente ustionata mentre accendeva una stufa con l'alcol. Ustioni su torace, braccia e collo. Il ricovero d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale Cafoncello, viste le lesioni e l'avanzata età. È grave un 83enne di Serravalle di Vittorio Veneto che stamane nella sua abitazione ha tentato di accendere la stufa a legno in cucina con l'alcol, ma la fiammata di ritorno, come spesso purtroppo accade, l'ha investita ustionandola. Il dramma poco dopo le 7:30, le urla dell'anziana hanno fatto scattare i soccorsi e l'allarme. L'83enne è stata medicata dai sanitari del SUEM, non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.
Sono sempre di più, sempre troppi gli incidenti stradali di cui vi diamo racconto e testimonianza in questo periodo. Veramente c'è stata una lunga scia di sangue sulle strade del Veneto. Ebbene, adesso ci spostiamo a Piazzola sul Brenta per un altro incidente. Fortunatamente non si tratta di un incidente mortale, però grave, un motociclista che appunto si è scontrato, ha avuto questo incidente lungo la Valsugana. Vediamo. È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Padova il motociclista cinquantenne rimasto coinvolto in un incidente lungo la provinciale 47 Valsugana a Vaccarino di Piazzola sul Brenta. Lo scontro nel pomeriggio di venerdì. L'uomo, che viaggiava in direzione di Cittadella, si è scontrato contro un'auto che si è messa sulla provinciale in direzione opposta. Le condizioni del motociclista sono apparse da subito gravi, tanto che è giunto l'elicottero del SUEM che lo ha trasportato a Padova. Sul posto i carabinieri di Piazzola sul Brenta, che dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. E adesso restiamo alla cronaca, ma cambiamo completamente pagina e tematica, perché parliamo di Covid. Ebbene, è stata scoperta, registrata, insomma, i primi 2 casi di variante XE in Veneto, i primi 2 casi nel veneziano. Ascoltiamo adesso e vediamo nel prossimo servizio tutti gli ultimi aggiornamenti. È stata identificata nel Veneto, nel laboratorio di microbiologia dell'ospedale dell'Angelo di Mestre, una nuova variante del Covid, finora non sequenziata in nessun'altra regione d'Italia. È la mutazione XI, già diffusa in Inghilterra, dove per gli scienziati sembra essere il 10% più trasmissibile di Omicron 2. Che è composta dalla testa della Omicron 1 e dalla coda, diciamo così per dire, della Omicron 2, cioè porta le caratteristiche della proteina S della Omicron 2. La mutazione XI è stata riscontrata in 2 pazienti. L'abbiamo riscontrato in un pediatrico, quindi in età non elegibile per la vaccinazione, e un giovane adulto che aveva subito il ciclo vaccinale completo. I 2 pazienti adesso sono sotto osservazione, stanno bene. Il pediatrico sostanzialmente ha risolto la situazione e si è negativizzato in 48 ore. Il giovane adulto è in via di clearance totale del virus con sintomatologia lieve e moderata. Ora bisognerà cercare di capire che grado di diffusione potrà avere questa nuova variante. Sostanzialmente rispetto all'Omicron 2 non sembra cambiare. Ovviamente i casi sono modesti, quindi non possiamo fare una previsione se aumenta la capacità diffusiva. In questa settimana stiamo conducendo un'ulteriore sorveglianza per verificare se sono stati solo 2 casi isolati oppure se questa variante sta in qualche modo prendendo piede anche rispetto alla Omicron 2. Per i ricercatori del laboratorio di microbiologia i pazienti non fanno parte di uno stesso focolaio. No, perché sono 2 casi non correlati tra di loro, indipendenti e anche avvenuti in momenti diversi. Lo zooprofilattico delle Venezie ha segnalato il caso all'Istituto Superiore di Sanità del virus non identificato nel resto d'Italia. Gli scienziati ora sperano, essendo presente la proteina spike di Omicron 2, che i vaccini la blocchino in alta percentuale per quanto riguarda la malattia grave e il decesso, ma in forma minore sul fronte dell'infezione. E continua chiaramente il monitoraggio in tal senso. Noi sicuramente vi terremo sempre aggiornati sugli sviluppi appunto di queste ricerche e di tutti gli screening che verranno effettuati, ma a questo punto, visto che abbiamo introdotto la tematica Covid, diamo anche un'occhiata a un altro tipo di monitoraggio, quello giornaliero, che ci fornisce Azienda Zero. È il report che fotografa l'andamento del virus nella nostra regione, in Veneto, nelle ultime 24 ore. Ebbene, guardiamo insieme la tabella. Il delta dei casi positivi si conferma un numero in linea con i numeri di queste ultime giornate. Sono 6.820, eccoli qui indicati dal cursore, i nuovi casi positivi intercettati nelle ultime 24 ore in Veneto, che fanno salire il numero dei casi attualmente positivi in regione quasi a 80.000. Sono
per l'esattezza 79.767. Andiamo a dare un'occhiata anche agli altri numeri, altri dati importanti di questo report che riguardano le ospedalizzazioni in area non critica, quindi i ricoveri ma non quelli in terapia intensiva. Anche qui il cursore, potete dare un'occhiata al numero che è 9, sono 9 i ricoveri in più, insomma, nelle ultime 24 ore, numeri che insomma è giusto dire sono assolutamente gestibili dalla nostra sanità. Gli ospedali non registrano situazioni di sofferenza. Ebbene, crescono però di 2 unità anche le terapie intensive, quindi più 9 i ricoveri in area non critica, più 2 le terapie intensive. Purtroppo dobbiamo constatare anche oggi un numero di persone che hanno perso la vita a causa Covid. Si tratta di 6 decessi nelle ultime 24 ore. Siamo rientrati in studio, ringrazio la regia di Fabio Verin, ma è un rientro breve perché insomma adesso andiamo in pubblicità. 2 minuti e torniamo subito perché c'è ancora tanta cronaca di cui parlare, il viaggio nel mondo delle uova di Pasqua e delle colombe, ma poi curiosità, approfondimenti, politica, turismo, insomma di tutto e di più fra poco a Focus TG. Sono le 12.15, rieccoci a Focus TG, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione del Veneto. Dal Veneto, pagina di cronaca ricca quest'oggi e purtroppo dobbiamo dare un'altra notizia, fortunatamente non una notizia che ha risvolti diciamo drammatici, però abbiamo parlato poco fa dell'incidenza dei casi di appunto incidenti, scontri sulle strade del Veneto in questo periodo, un periodo drammaticamente colpito dal numero di episodi che si sono verificati proprio sulle nostre strade. Ebbene, notizia che è arrivata poco fa in redazione questa mattina, insomma veramente poco meno di un paio d'ore fa, lungo l'autostrada A4, leggiamo insieme l'ANSA, tra i caselli di Montebello Vicentino e Montecchio Maggiore si è verificato l'ennesimo incidente. Un camion, per cause in corso di accertamento, è finito fuori strada finendo ribaltato completamente in un campo. L'incidente si è verificato nel territorio comunale di Montebello. Per estrarre l'autista dal mezzo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Il ferito, che non sembra in condizioni gravi, è stato affidato al personale del SUEM, trasferito in ospedale con l'elisoccorso. Non si sono verificati particolari disagi alla viabilità. Il camion è poi stato recuperato con l'ausilio di una autogru. Qualora ci fossero sviluppi su questo e su tutte le altre notizie che vi abbiamo dato finora e che vi daremo, chiaramente saremo qui pronti per aggiornarvi. Adesso continuiamo con la cronaca e ci spostiamo nel Veneziano. Abbiamo parlato prima del caso di un'anziana 83enne che è rimasta ustionata. Torniamo a parlare di fiamme, vigili del fuoco al lavoro per un incendio scoppiato a Santa Maria di Sala. Le cause di questo rogo sono al vaglio dei pompieri. Vediamo. Paura nella notte a Santa Maria di Sala in via Noalese. Un edificio inagibile, un tempo adibito a falegnameria, è andato in fiamme. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto poco dopo la mezzanotte, con squadre partite da Mira, Mirano, Mestre e Padova. Nessuna persona è rimasta ferita nell'incendio, ma è stato comunque necessario l'intervento di 2 autopompe, 2 autobotti, autoscala, carro ambientale e ben 18 operatori per avere ragione delle fiamme, che non hanno comunque intaccato le abitazioni attigue. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. Sul posto sono giunti anche il personale dell'Enel e i carabinieri. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono terminate in mattinata, dopo circa 4 ore.
E adesso parliamo di minacce e persecuzioni all'ex compagna, quindi un caso di uno stalker condannato nel Trevigiano. Si tratta di un 62enne che per oltre un anno ha reso impossibile la vita alla sua ex compagna. L'uomo è stato condannato, vediamo. Non solo le controllava ossessivamente la rubrica telefonica, accecato dalla gelosia, era arrivato a insulti e vere e proprie persecuzioni, fino a minacce gravi come quelle di rovinarle il viso o addirittura buttarla giù dalla finestra. Un 62enne cittadino marocchino è stato condannato a 9 mesi al termine del processo in tribunale a Treviso. A denunciarlo per stalking l'ex compagna, che ha raccontato come l'uomo, già nel periodo della loro relazione, non gradisse la libertà, a suo dire eccessiva, di cui godeva la compagna. I fatti risalgono al periodo tra il gennaio 2018 e il giugno 2019. Dopo che la donna l'aveva lasciato stanca dei comportamenti, il 62enne era arrivato a sostare sotto casa sua costantemente e a mettere in atto la persecuzione ossessiva. È stato allora che l'ormai ex fidanzata si è decisa a raccontare tutto, temendo il peggio. Maxi sequestro di cibo etnico irregolare avvenuto nel Padovano, dove il blitz della Guardia di Finanza ha messo i sigilli a un magazzino in zona Stanga a Padova. Spezie, legumi, riso, pasta e bibite, tutte riportanti etichette in lingua araba e cinese senza indicazioni chiare su ingredienti e allergeni. La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato oltre 6 quintali di alimenti e 140 litri di bevande, tutti messi in commercio senza le indicazioni prescritte per l'etichettatura. L'operazione di controllo dei Baschi Verdi ha coinvolto market etnici della città di Padova. I militari hanno intensificato i controlli in questo periodo per il contrasto alla contraffazione e all'abusivismo commerciale. In zona Stanga, all'interno dei locali di una società specializzata nel settore del cibo etnico gestita da un cittadino nordafricano, erano stoccate 1.200 confezioni di generi alimentari e 280 confezioni di bibite non in regola con le prescrizioni richieste per tutelare il consumatore. I prodotti non sicuri sono stati tutti ritirati dal commercio. E Guardia di Finanza al lavoro anche nel Veneziano, perché non avevano diritto al reddito di cittadinanza. Oltre 100 i denunciati tra Chioggia e Jesolo, coinvolti imprenditori, ristoratori e cittadini stranieri. Vediamo. Non avevano diritto al reddito di cittadinanza. Oltre 100 i denunciati tra Chioggia e Jesolo. I furbetti che pensavano di farla franca sono imprenditori, ristoratori e stranieri. I finanzieri della compagnia di Chioggia, spulciando fra le carte di oltre 4.000 persone che il reddito lo percepiscono, hanno individuato 86 soggetti che avrebbero ottenuto illecitamente somme non dovute per un ammontare totale di 928.000 euro. In particolare, 24 di loro avrebbero omesso di comunicare all'INPS informazioni relative alla propria posizione lavorativa e reddituale, dichiarando di non lavorare pur essendo titolari di partite IVA. Singolare è il caso di un imprenditore che non avrebbe comunicato di essere rappresentante di ben 4 società dislocate sul territorio nazionale e di un ristoratore dichiaratosi non abbiente pur avendo incassato oltre 60.000 euro di ricavi in un solo anno. In ben 62 casi i titolari del reddito non risiedevano in Italia da almeno 10 anni, requisito essenziale per poterne godere, come nel caso di una cittadina rumena che percepiva indebitamente il sussidio anche se risiedeva stabilmente in Romania dal 2019. 23 persone sono state individuate dalle fiamme gialle della tenenza di Jesolo, anche in questo caso per la maggior parte stranieri non residenti in Italia da almeno 10 anni e spesso proprietari di immobili. Il caso più eclatante è un carcerato che continuava a godere della particolare misura di sostegno. Ora l'INPS, tempestivamente avvisata, procederà alla revoca dei contributi e il recupero di quelli già erogati dal 2019. Tutti i furbetti individuati sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Venezia. E adesso chiudiamo per un attimo la pagina di cronaca e, come vi dicevo, apriamo quella del gusto, delle prelibatezze. Ci tuffiamo nella settimana, insomma, della Pasqua. E allora, uova di cioccolato a casa rigorosamente ancora chiuse, le sorprese devono rimanere all'interno, almeno insomma per qualche altro giorno. Noi invece oggi giochiamo un po' d'anticipo, rompiamo l'uovo di Pasqua prima per
regalarvi una sorpresa. Siamo entrati dentro un laboratorio di un maestro cioccolataio per scoprire tutti i segreti delle uova di Pasqua e anche carpire qualche trucco del mestiere. Vediamo insieme. Pasqua è il periodo dell'anno in cui trionfano le uova di cioccolato. Vi portiamo proprio all'interno di una magica fabbrica del cioccolato. Venite con noi. Walter Marcone è un vero e proprio artigiano del cioccolato. Questa è la sua bottega, la sua fabbrica. Lei qui ha studiato tutto, anche delle macchine. Sì, certo. Mi sono ritagliato questo piccolo laboratorio artigianale proprio perché sia staccato da quello che è il laboratorio di pasticceria, proprio per lavorare, diremo, sia per quanto riguarda l'igiene sia anche per quanto riguarda la climatizzazione, perché il cioccolato ha bisogno di date temperature. Un lavoro di tecnica e di grande passione. Nascono in questo laboratorio le uova di cioccolato del maestro Walter Marcon. Tutto è studiato, dalle macchine per la lavorazione del cacao, pensate prodotte su misura, agli stampi che permettono di realizzare creazioni d'arte. Si parte da qui. Il cacao diventato cioccolato scende nello stampo, si toglie l'eccesso e poi si mette a riposare. Un abile lavorio di mani, un occhio alla temperatura, fondamentale per una perfetta chiusura, che va calibrata con quella esterna. Il freddo proprio ci aiuta veramente. Quando il tempo, diremo, anche se Pasqua viene a metà aprile, diremo che è molto importante che ci sia pioggia, temperatura un attimo di non certo bel tempo. Ascolti, il suo cioccolato è un cioccolato particolare che lei è andato di persona a selezionare in Francia. Sì, noi 4-5 anni fa abbiamo cercato un attimino di crearci una linea, anche se le quantità sono abbastanza notevoli per riuscire a fare una cosa del genere, e abbiamo un cioccolato fondente al 70% che riteniamo sia la giusta dosatura, diremo non troppo aggressivo, ma che abbia un lato di dolcezza, di amabilità particolare. Abbiamo creato questo nostro cioccolato fondente che ha il nome di Equilibrio. Ecco, qui siamo a Nove, la patria della ceramica, anche il vostro cioccolato, una sorta di marchio di fabbrica. Sì, certamente, qui diremo che anche se molte ditte di ceramica hanno chiuso, però diremo che la tradizione, l'artigianalità, proprio il territorio, questo è fondamentale per il mondo artigiano. Ed ecco come Walter Marcon completa queste decorazioni realizzate a mano da pittori ceramisti. Le sue mani sono abilissime, sono mani insomma che hanno un rapporto simbiotico con la materia che sta lavorando. Guardi, qui bisogna sempre avere molta passione, perché purtroppo il mondo corre, bisogna adeguarci, bisogna sempre cercare sia nei macchinari, sia nei corsi, Io a volte vado a molti corsi dove magari qualcuno, chi è, diremo che insegna, sa molte cose meno di me, visto l'esperienza di tutti questi anni, però qualcosa si porta sempre a casa. Questa è una creazione particolare, nata in questo laboratorio, un uovo di cioccolato con un goloso ripieno di crema di pistacchio e bassinati al pistacchio, uova fondenti, le più richieste, al latte per i più piccoli, uova metà latte, metà fondente, uova al cioccolato bianco, biologico e vanigliato. Secondo me il cioccolato, proprio per ravvivare anche la giornata, il mattino, il cioccolato, un pezzettino di cioccolato è quello che dà un attimo, fa cambiare un attimo il tono della giornata. A volte siamo sempre di corsa, siamo sempre presi da mille cose e credo che magari un pezzettino di cioccolato al mattino ci aiuta un attimino ad affrontare i vari problemi che ci sono durante la giornata. Insomma, migliora la vita. Migliora la vita, sì, veramente. Oltre a fare bene, specialmente il cioccolato fondente, migliora veramente la vita. E insomma, con questi dolci capolavori siamo sicuri di aver solleticato il palato di tanti golosi, e allora restate con noi perché torneremo a parlare della Pasqua. Adesso però ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria, rientriamo subito con ancora la pagina di cronaca, l'attualità e appunto altre dolci sorprese. A fra poco.
Ben ritrovati a Focus TG, sono da poco passate le 12:30, abbiamo ancora negli occhi le meraviglie di cioccolato che vi abbiamo mostrato nel servizio prima del break pubblicitario, però come promesso continuiamo a parlare della Pasqua. Ci spostiamo da un laboratorio di pasticceria a Venezia per parlare di turismo, per parlare di alberghi. Ebbene, per Pasqua gli hotel fanno già segnare una percentuale di occupazione che sfiora l'80% delle camere a disposizione, una ripartenza, un segnale importante per la ripartenza del turismo che si avverte non solo in centro storico ma anche in terraferma. Vediamo. È arrivata l'ora della ripartenza. A Venezia si prepara la settimana di Pasqua con una percentuale di occupazione nelle camere degli hotel già dell'80%, il tutto esaurito contando anche sulle prenotazioni last minute è vicino. Il vice direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori Daniele Minotto spiega come l'area primaverile di rinascita riguardi non solo il centro storico ma anche la terraferma veneziana. La stagione veneziana sembra essere iniziata, dopo il carnevale stiamo continuando anche con delle ottime previsioni con la Pasqua. Finalmente anche non solo la città storica ma anche Mestre, comunque la giornata di domani riapre nella quasi totalità. I numeri sono positivi, anche gli eventi della guerra non sembrano aver ridotto quelle che sono le ipotesi di pernottamento a Venezia. Siamo in questo momento con un buon livello di riempimento all'80% e a maggior ragione siamo in ottica positiva anche in vista della Biennale che arriverà verso fine mese. Ovviamente momento clou, oltre la Pasqua, la Biennale d'Arte che inizierà con la vernice il 19 aprile. Sarà un momento da non perdere. Già sono arrivate molte prenotazioni. L'aeroporto ci sta dando degli ottimi dati su quelle che sono le previsioni, quindi sicuramente il 2022, se non ci sono ulteriori stravolgimenti di Covid e ulteriori problemi dovuti agli eventi bellici dell'Ucraina, sarà sicuramente un anno positivo e speriamo che questi dati vengano confermati durante l'estate. Turismo in crescita a Venezia ma anche in altopiano. Diciamo che la stagione invernale si chiude con un bilancio estremamente positivo, adesso si guarda già all'estate, c'è insomma fiducia, c'è speranza, ci racconta tutto la nostra collega Vanessa Banzato nel prossimo servizio. Stagione turistica invernale sull'altopiano di Asiago ormai conclusa, nonostante le ultime eccezionali spruzzate di neve di questi giorni. Ci si appresta ora a quella estiva ed è positivo il giudizio del sindaco di Asiago, Roberto Rigoni Stern. La stagione invernale fortunatamente è andata bene perché nonostante le due nevicate, quella dell'8 di dicembre e quella di gennaio, siamo riusciti grazie alle basse temperature a garantire il nevamento artificiale e questo ha permesso agli sciatori di tornare a sciare sull'altopiano. Anche perché abbiamo gli impianti di risalita nuovi delle Melette a fianco ad una gestione perfetta dell'ambito scioviario, si è riusciti a riacquisire quella clientela che non veniva da anni sull'altopiano e gli investimenti che abbiamo fatto come amministrazione, pari a 10 milioni di euro nei nuovi impianti di risalita, unitamente agli investimenti della società privata e della società delle Melette, hanno reso possibile il ritorno anche in grande stile di quella che è la stazione delle Melette, che ha dato una risposta importante in molti sciatori che erano presenti durante la stagione invernale. Ci stiamo preparando adesso per la stagione estiva con molte iniziative culturali. Voglio ricordare l'inaugurazione della mostra di Ligabue che avremo il 27 maggio, che sarà una mostra di ripresa delle iniziative culturali del nostro territorio. Si vede già la voglia che ha la gente di tornare a una quasi normalità. Sì, c'è tanto bisogno di ambiente, c'è tanto bisogno di contatto con la natura, c'è tanto bisogno di godere anche il bello di un paesaggio straordinariamente integro come il nostro e questo lo percepiamo da parte di molti turisti che arrivano. Abbiamo riaperto molte seconde case, c'è una grande riscoperta di Asiago e dell'altopiano grazie anche alle molte iniziative che abbiamo messo in campo in questi anni. Due facce della stessa medaglia, perché se da una parte vi abbiamo appena raccontato che a Venezia gli albergatori sorridono, il sorriso si
capovolge nella Marca trevigiana. Eh sì, perché erano attesi tanti turisti americani che invece stanno riempendo gli alberghi, ma di disdette. L'idea insomma che si è diffusa è che il nostro paese sia comunque in un paese pericoloso, un paese in guerra, i turisti americani non si sentirebbero sicuri. Questo almeno è quello che ci raccontano gli operatori. Vediamo. Non si sentono sicuri a venire qua in Italia, in quanto pensano che siamo in guerra, che loro ci hanno proprio detto: in Europa c'è la guerra, noi non ci sentiamo sicuri. A nulla sono valsi i miei tentativi di persuasione, di dirgli: guardate, potete stare tranquilli, qua in Italia è tutto a posto, non è arrivato nulla, siamo tranquilli, il turismo funziona, le città sono sicure. Ma nulla, da quel momento hanno continuato ad arrivare disdette. È il fenomeno di questi giorni, l'ennesima tegola su un settore, quello del turismo, che era pronto a rialzarsi, soprattutto dopo il ripristino post-pandemia dei voli diretti tra Veneto e Stati Uniti. Sofia Busatto, front office manager in una struttura a Mogliano, cerca di convincere gli ospiti del contrario, ma sembra una lotta contro i mulini a vento. Avevamo una decina di prenotazioni da parte di americani nel giro di 3-4 giorni, anche 2 al giorno cancellavano. Ad oggi di americani, canadesi, australiani nessuna prenotazione da parte loro. Letteralmente scomparsi, quindi, ma essenziali per una vera ripartenza del comparto, in particolare nelle città d'arte. Un 20-25% delle prenotazioni erano da parte di americani, canadesi, australiani, che abbiamo un po' perso. Era una buona fetta del nostro turismo, insomma della nostra occupazione, erano gli americani, che erano quelli che prenotavano più a lungo e visitavano di più, anche non solo Venezia, ma dopo aver girato Venezia ci chiedevano, andavano, visitavano molto volentieri Treviso, Padova e tutto il circondario, insomma. Un'assenza destinata a pesare a meno che non si metta in piedi in tempi rapidi una campagna di comunicazione mirata a quei mercati e non solo. Il nostro appello alla politica in questo momento è quello di aiutarci a far vedere che il nostro paese è pronto, aperto a ospitare i turisti, che qua non sta succedendo nulla, quindi con una campagna promozionale mirata a far vedere le bellezze del territorio e la pace, e inoltre un aiuto, un contributo dal punto di vista finanziario per quanto riguarda il caro bollette. E la conferma di queste difficoltà arriva anche da Federalberghi Treviso, che oltre a raccogliere le difficoltà appunto legate alle tante disdette dei turisti americani, definisce questa situazione come una sorta di tempesta perfetta fra appunto le disdette e i rincari delle bollette. Vediamo. In America la guerra è in 6ª pagina, da noi ci sono 6 pagine sulla guerra, quindi voglio dire il turista è un po' spaventato, il turista americano, no? È come se noi dovessimo andare adesso in Lettonia, forse magari rimanderemmo il nostro viaggio. L'americano venire in Europa sa che c'è la guerra vicino, anzi in Europa, per cui se può sceglie destinazioni diverse. Una percezione totalmente errata, ma che nelle dinamiche globali può avere una sua spiegazione, dice il presidente della Federalberghi Trevigiana Giovanni Kerr. Tante le disdette dall'America, quindi tutto sembra rinviato. Il mercato americano, che sembrava ci dovesse portare una buona redditività quest'anno, si è fermato. Loro non cancellano le prenotazioni come sistema organizzativo, ma le posticipano, per cui stanno già tutti posticipando chi doveva arrivare adesso aprile-maggio verso settembre-ottobre o addirittura l'anno prossimo. Chiaro che a soffrirne di più siano mete storiche come Venezia, ma anche la Marca ne risente. Treviso è una destinazione nuova, per cui gli americani si stanno avvicinando adesso, non è un cliente storico. Per gli americani la provincia di Treviso è molto di più sul veneziano e su territori più conosciuti. Però voglio dire, il fenomeno Prosecco è un fenomeno che veramente è ormai worldwide, quindi anche molti americani erano curiosi, venivano, volevano conoscere questo territorio. Lo stop dall'America si aggiunge alla mancanza, per motivi diametralmente opposti, dei turisti russi, al caro bolletta e all'assenza di manodopera, soprattutto per il turismo stagionale. Sembra quasi la tempesta perfetta. Dobbiamo, secondo me, impegnarci tutti, cercare di ottenere il meglio,
sperare di avere un po' di aiuti ancora da parte del governo e riuscire a superare un momento veramente critico e difficile come questo. E ancora una piccola pausa pubblicitaria, 2 minuti e rientriamo in studio con voi in diretta fino alle 13 per tutte le altre notizie. A fra poco. Ultimo quarto d'ora di diretta per Focus TG, ma in 15 minuti si possono dire e raccontare tante cose, a partire da una partita, la partita della pace, definita così perché atleti veneti, ucraini e russi avrebbero dovuto affrontarsi domenica nell'evento appunto di pace organizzato dal CONI Veneto, evento però annullato, e ci spiega tutto il presidente Dino Ponchio. È il marito della coordinatrice allenatrice dei ragazzi e delle ragazze che sono ospiti a Oderzo. Ha avuto il marito chiamato al fronte ieri e non si è più sentita di partecipare a questo avvenimento. L'abbiamo sospeso, non annullato, ma sospeso in attesa che gli avvenimenti ci aiutino. Una partita per la pace domenica mattina ore 9 agli impianti di Carasi a Padova, un evento che avrebbe visto affrontarsi in amichevoli di pallavolo, ginnastica e calcio a 5 atleti veneti, ucraini ospitati da diverse società sportive e russi residenti in Veneto iscritti regolarmente alle società sportive. Ma l'evento è stato sospeso. Voleva riunire delegazioni, il sentimento comune, quello dei valori dello sport, ma questa mattina la notizia. La realtà è che gli avvenimenti vanno anche oltre quello che noi auspichiamo, desideriamo. Chiaramente i ragazzi sono qui, le ragazze sono qui, qua molte sono ragazze, li stiamo aiutando in tutti i modi, ma la loro mente è dall'altra parte. Società sportive e istituzioni che hanno accolto. Oltre alle 16 atlete ospitate ad Oderzo, 11 ginnaste sono a Padova, 13 atleti a Bussolengo. L'Asiago Calcio ha accolto calciatori ucraini e così l'Hockey Asiago. A San Martino di Lupari la pallacanestro femminile ha aperto le porte alle colleghe del volley, mentre la Dinamo di Feltre sta ospitando diversi giovani calciatori. Dal punto di vista dei tesseramenti, delle assicurazioni, delle visite mediche sono state tutte favorite e tutti i ragazzi sono già inseriti fattivamente e organizzativamente nelle realtà che li ospitano, giocano, si divertono e in qualche modo hanno una parentesi di pace all'interno di della tragedia che hanno a casa. Riapriamo la pagina di cronaca, ci spostiamo a Vedelago per segnalarvi una truffa a 2 anziani ultraottantenni. Dobbiamo verificare la presenza di sostanze tossiche nelle condutture. La scusa dei truffatori, finti tecnici dei servizi idrici, è bastata per mettere in allarme le vittime e convincerle a far entrare i malviventi. Nel mirino, un uomo e una donna ultraottantenni vicini di casa a Vedelago. A ingannarli 3 uomini che una volta all'interno delle abitazioni hanno rubato 200 euro e alcuni molini in oro. Solo successivamente, come accade spesso in questi casi, gli anziani si sono accorti degli ammanchi e hanno chiamato i carabinieri. La raccomandazione dei militari è sempre una: diffidare delle apparenze, non facendo entrare in casa gli sconosciuti. Attenzione ai falsi avvocati, operatori comunali o di aziende di servizi, falsi assistenti sociali o appartenenti alle forze dell'ordine. Nei casi dubbi chiamare il 112 o rivolgersi alla stazione dei carabinieri più vicina. Approfittano vuoi della buona fede, vuoi anche magari di condizioni particolari, no? Quindi l'anziano solo, magari l'anziano in difficoltà perché magari non in perfette condizioni di salute. Cerchiamo di avvicinarci a loro tramite ovviamente gli incontri che un pochino sono stati in effetti così limitati dal lockdown, ma stiamo ricominciando a farli nei centri degli anziani, con le parrocchie. Da una truffa a un borseggio, uno scippo, ci spostiamo a Padova, dove un ladro in stazione ha tentato di derubare una suora.
Pensava di agire indisturbato e di farla franca, non sapeva invece che i poliziotti della squadra mobile lo stavano tenendo d'occhio. Un 30enne tunisino è stato arrestato in zona stazione a Padova. L'uomo aveva appena borseggiato una suora che insieme ad una conoscente stava passeggiando vicino alla Chiesa della Pace. La religiosa era ferma al semaforo in attesa di attraversare la strada. Lo straniero le si è avvicinato e le ha sfilato dalla tasca un cellulare, ma è stato notato dai poliziotti impegnati in un servizio di controllo della zona stazione, sorvegliata speciale dopo gli ultimi episodi di violenza. Gli agenti, dopo un breve inseguimento, hanno bloccato il 30enne tunisino pluripregiudicato per reati di spaccio e lo hanno arrestato. Il cellulare rubato è stato recuperato e restituito alla suora. Il tunisino è stato processato per direttissima e condannato a 6 mesi di reclusione. Restiamo a Padova per una notizia triste. È morto il cane poliziotto Cedric, per anni una vera e propria colonna del gruppo antidroga della questura di Padova. È morto il cane antidroga Cedric. Lo abbiamo conosciuto negli anni per il suo fiuto che ha permesso di ritrovare chili di droga in città, ma anche in altre province del Triveneto. Arrivato a Padova nel 2010, il giovane pastore tedesco si è subito distinto per il suo fiuto. All'età di 10 anni è andato in pensione e ha vissuto con il suo conduttore, il poliziotto, con cui si accompagnava nelle operazioni antidroga. Si è spento all'età di 14 anni. In un comunicato, la questura di Padova lo ricorda con affetto e lo ringrazia per il lavoro svolto al servizio della Polizia di Stato. E adesso spazio agli eventi e alle tradizioni, perché è stata fissata per il 5 giugno la data del Palio delle Antiche Repubbliche Marinare. Avete capito che insomma ci siamo spostati da Padova a Venezia. Proprio il Galeone di Venezia si sta già preparando alla sfida e punta alla vittoria. Dopo 6 anni sarà Amalfi il 5 giugno prossimo ad ospitare il Palio delle Antiche Repubbliche Marinare, giunto quest'anno alla sua 66esima edizione. La data è stata ufficializzata dopo l'ultimo incontro del Comitato Generale delle Antiche Repubbliche, a cui hanno preso parte anche i rappresentanti delle città di Genova, Pisa e Venezia. E finalmente possiamo dichiarare quella che sarà la data della disputa del 66esimo Palio delle Antiche Repubbliche Marinare, che sarà svolto ad Amalfi in Campania il 5 giugno, magari anche con l'obiettivo di recuperare quelle che sono state le edizioni che purtroppo abbiamo dovuto saltare, e magari dal 5 giugno poi passare a settembre nel recupero di quella di Pisa. Ma comunque questo lo vedremo sicuramente più avanti. Nel caso, nel 2023, la 68esima sfida sarà disputata nuovamente a Venezia e quindi giocheremo in casa. Ma intanto ci concentriamo con Amalfi, che è sicuramente un campo di gara molto ma molto insidioso. La sfida si terrà lungo un percorso di 2000 metri lungo il tratto di mare che va da Capo di Vettica fino alla Marina Grande, puntando sempre all'obiettivo primario, cioè la vittoria. Il nostro equipaggio da tempo ormai ha già incominciato ad allenarsi e come sempre forza Venezia e forza Leoni. Parliamo adesso di ambiente e delle giornate ecologiche di Pasquetta. Facciamo il punto della situazione nel Trevigiano. All'appello Trevisone mancano ancora 2, sono le domeniche ecologiche obbligatorie per legge entro la fine di aprile. Una è programmata per domenica 10, l'altra, inizialmente prevista per il 24, è stata anticipata al 18 aprile, lunedì di Pasquetta. Sarà interdetta la circolazione alle auto dalle 9 alle 18. Chi arriva in città dovrà lasciare la macchina alla Piani e ai park di via Lancieri di Novara, Miani, Pattinodromo, Lungomuro Porta Sant'Eonisto, Foro Boario, Dal Negro, Cavalcavia Stazione, Metro Park Stazione. Confermate le deroghe per i residenti nell'area interdetta, ma solo limitatamente al tragitto da e per il proprio domicilio o autorimessa, per i disabili e per i veicoli che trasportano persone sottoposte a terapie indispensabili muniti di certificazione medica. Se per il 10 aprile non c'è alcuna sorpresa, non poco stupore ma anche entusiasmo ha destato in città la decisione di anticipare l'ultima domenica ecologica di questa stagione al lunedì di Pasquetta, giornata tradizionalmente dedicata alle gite fuori porta.
Credo sempre sia molto importante dedicare tempo e spazio all'ambiente e alla natura. Occasione per girare per la città, scoprire, vedere i monumenti e accogliere gli ospiti che vorranno venire a Treviso senza traffico, senza polveri sottili e con l'auspicio che l'amministrazione si dà da fare per chiudere sempre di più il traffico. La città anche se è chiusa è anche meglio perché insomma tutte queste macchine. Si viene a piedi? Allora va benissimo, sì, che sta bene, sì. È un po' problematica perché sappiamo benissimo che Pasquetta è un giorno che ci si muove, che si fa le grigliate, questo insomma la vedo un po' dura. Chi vuole venire a Treviso deve lasciare la macchina a casa, usa i mezzi. Io sono un ecologista convinto, ma non servono a niente, che chiudono il centro e la circolazione comincia a girare, diciamo che è una presa in giro. Ma è da anni che si ripete, io poi sono un residente in centro e le garantisco che sono prigioniero a casa mia. Secondo me bisognerebbe farne di più e consecutive anche, perché un giorno ogni tanto non bastano. Giornata ecologica, per cui andiamo in piedi, il suo problema? Non tanto, secondo me. Mi sembra una buona cosa perché tu sostanzialmente a Pasquetta vanno tutti quanti via, la città si svuota e allora qual è il momento migliore per chiuderla? Magari chi rimane ha la possibilità di passeggiare. Così la gente impara a muoversi a piedi, ecco, diciamo. Per me è una cosa positiva. Tutte le domeniche voto. Forse non so se a Pasquetta creerà qualche problema perché magari la gente va a farsi il classico giretto, però, insomma, diciamo che mi pare che l'importante sia lo spirito. Giornate ecologiche anche a Vicenza, dalle passeggiate palladiane ai laboratori per i bambini, tante le iniziative. Scopriamole insieme. Riciclo e riuso. Temi ecologici al centro delle 2 giornate verdi di aprile, in programma il 10 e il 24. Si parte domani, quarta domenica green. Tra le iniziative la passeggiata teatrale Palladio Street, percorso nel cuore di Vicenza tra i palazzi palladiani che si affacciano su Contrattiene, Corso Fogazzaro, Contrapporti. I palazzi, tutti patrimoni UNESCO, saranno raccontati dai monologhi degli attori che arricchiranno la narrazione di informazioni e aneddoti sulla biografia del celebre architetto. La domenica prevede la pulizia del territorio da parte dei volontari che interesserà il Parco Retrone e il quartiere dei Ferrovieri, appuntamento che rientra tra gli oltre 300 eventi di contrasto alla plastica che si svolgono il 10 aprile in tutta Italia. Sono 2 giornate di sensibilizzazione ambientale, non prevedono il blocco del traffico, nessuna delle due. 10 aprile il tema è il riciclo e il riuso, lo facciamo con una serie di laboratori per i bambini ma anche in piazza e anche visite guidate, mentre il 24 aprile dedichiamo una serie di attività in collaborazione con l'ENPA al benessere degli animali. Per quanto non sia previsto lo stop ai veicoli, i cittadini sono comunque invitati a lasciare a casa l'auto. In entrambe le giornate, lo ricordo, è prevista la gratuità dei bus scambiatori e quindi invito i cittadini, viste anche le belle giornate che stiamo avendo, a farne uso e a utilizzare in qualche modo una mobilità più semplice, più sostenibile, che siano i bus o le biciclette, per venire in centro. E restiamo in qualche modo legati al tema dell'ambiente, parliamo adesso di ecologia e di risparmi energetici. Perché? Perché da Roma, e ce ne parla l'onorevole Germano Rachella, arriva una buona notizia per il nostro territorio. 20 milioni di euro, fondi destinati all'agricoltura e al mondo rurale del Bassanese, ma non solo, a seguirne l'iter proprio il parlamentare cartiglianese. Vediamo. 20 milioni di euro per il territorio, 8 milioni al Bassanese e 12 a Colceresa per progetti e investimenti nel mondo agricolo ed energetico. Fondi ministeriali di cui l'onorevole Germano Rachella ha seguito l'iter. A Rosà, come noto, verrà realizzato un nuovo impianto pluvirriguo, mentre i 12 milioni a Colceresa saranno destinati alla ricarica dell'acquifero in fascia pedemontana nei comuni di Molvena, Mason, Breganze, Schiavon e Sandrigo. Un bel contributo per il futuro dell'agricoltura e di conseguenza in primis il futuro di tutti noi. Ringrazio per questo Paolo Bordignon, sindaco di Rosà, ed Enzo Sonza, presidente del Consorzio di Bonifica Brenta,
che nel 2018 mi hanno sottoposto l'esigenza di trovare nuove soluzioni e nuovi progetti per potenziare il servizio irriguo. È stato ancora una volta un gioco di squadra, con un solo vincitore, il nostro territorio, il nostro bassanese, il nostro Veneto. Un progetto di cui ho accompagnato l'iter in qualità di deputato. Il nostro territorio, anche alla luce di ciò che sta succedendo in Ucraina, ha bisogno di investimenti importanti nel settore agricolo ed in quello dell'energia, per continuare a crescere e dare certezza sia nel presente che nel futuro a tutti i nostri cittadini. Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento del sabato con Focus TG. Prima di salutarci però, qualora qualcuno di voi si fosse collegato tardi, avesse acceso tardi il televisore e non avesse avuto modo di restare aggiornato sull'andamento dei dati epidemiologici in Veneto, diamo una rapida occhiata al report giornaliero che ci fornisce Azienda Zero. Oramai lo sapete, è una fotografia di come sta andando l'epidemia Covid in Veneto nelle ultime 24 ore. Ebbene, i dati che attestano i nuovi positivi, il delta dei nuovi positivi, è un dato di 6.820 nuovi positivi intercettati nelle ultime 24 ore, un dato grosso modo in linea con quello degli ultimi giorni. I casi attualmente positivi in Veneto sfiorano gli 80.000, per l'esattezza 79.767. Diamo un'occhiata agli altri numeri importanti di questo report che riguardano le ospedalizzazioni in area non critica, quindi i ricoveri che non riguardano le terapie intensive. C'è un più 9 in questa casella evidenziata di arancione, quindi 9 ricoveri in più nelle ultime 24 ore, crescono di 2 unità anche le terapie intensive e purtroppo segnaliamo 6 decessi nelle ultime appunto 24 ore. È davvero tutto, non mi resta che augurarvi buon sabato e darvi appuntamento a domani. Grazie e buona giornata.